Santo Padre, carissimo Papa Francesco, grazie prima di tutto di averci permesso. È meglio, vero? Posso parlare senza mascherina, così, abbastanza distante. Grazie prima di tutto di averci accolto e di aver permesso che dal mondo intero possano seguire questo momento di incontro così speciale per noi. Quando sono venuta alla fine della precedente assemblea, 6 anni fa, ero stata eletta per il secondo mandato come presidente dell'Opera di Maria. Conoscendo la mia età, avevo già 77 anni e 6 anni alla guida del movimento alle spalle, lei mi ha detto: ce la farà? Ecco, come vede, con la grazia di Dio e sostenuta dal suo amore che mi ha accompagnata sempre durante questi anni, siamo arrivati al termine e ce l'abbiamo fatta. Adesso sono felice di poterle presentare la nuova Presidente, a cui passo il testimone, eletta dai partecipanti all'Assemblea Generale dell'Opera di Maria. È Margaret Karam, cattolica, nata ad Haifa, in Israele, da una famiglia di origine palestinese. In Terra Santa, assieme al movimento lì presente, ha contribuito sempre a costruire rapporti di pace e di vera fraternità fra popoli spesso in conflitto. In questi ultimi 6 anni ha fatto parte del Centro dell'Opera di Maria, svolgendo il compito di consigliera per il dialogo tra istituzioni ecclesiastiche, associazioni, gruppi e movimenti nati da antichi e nuovi carismi nella Chiesa cattolica, collaborando attivamente per una maggiore comunione fra tutti. Inoltre ha avuto uno sguardo particolare sul movimento presente in Italia e in Albania, seguendo le persone con cura e promuovendo la vita del Vangelo e la fedeltà al carisma. Posso dirle che ha svolto con sapienza e in unità ogni suo impegno, affrontando anche situazioni delicate con coraggio ed equilibrio. Siamo grati allo Spirito Santo di averla scelta e siamo nella gioia di poter affidarla ora alla sua preghiera e al suo amore, Santo Padre, che certamente sarà altrettanto profondo e grande come lo è stato per me durante tutti questi anni. Lascio la parola a Margaret allora. Sono un po' emozionata. Santità, carissimo Papa Francesco, che immensa gratitudine sentiamo nell'essere oggi qui con lei in Aula Paolo VI, a conclusione dell'Assemblea Generale dell'Opera di Maria. Oggi ripeto davanti a lei, Santità, quel eccomi che ho pronunciato alla mia elezione come nuova Presidente del Movimento, con commozione e gratitudine. Gratitudine a Dio per il suo amore. Gratitudine alla Chiesa che ha confermato la mia nomina, a tutto il movimento dei focolari nel mondo e in particolare a Chiara Lubich che fin da giovanissima, aprendomi all'ideale dell'unità, mi ha fatto crescere nella quotidiana vita del Vangelo. Però, Santo Padre, lasciami dire una parola. Io non mi piace la parola presidente. Mi sento in questo momento che mi viene dal cuore di dirle: io sono figlia della Chiesa e voglio essere a suo servizio e di tutti.
Un ringraziamento di cuore grande va a Maria Voce, che ha guidato l'Opera di Maria con tanta dedizione, amore e sapienza in questi 12 anni, spendendosi per l'unità all'interno di essa e in continuo dialogo con il mondo attraversato da cambiamenti epocali. Ricordo l'8 giugno 2014, non so Santità se lei si ricorda, quando ha avuto l'onore di partecipare allo storico incontro di preghiera per la pace in Terra Santa, la pace per la Terra Santa, presieduta da lei e da Sua Santità il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, alla presenza dei presidenti Shimon Peres e di Mahmoud Abbas e di vari rappresentanti di Israele e dell'autorità palestinese nei giardini vaticani. Io ho potuto leggere in quella occasione a nome dei cristiani una preghiera in lingua araba. Quel giorno non avrei mai, ma mai immaginato di trovarmi qui oggi a rivolgere a lei un saluto a nome dei 362 partecipanti all'Assemblea Generale dell'Opera di Maria, alcuni qui presenti e per la maggior parte collegati in via telematica. Santo Padre, grazie di averci accolto qui a casa sua, ma grazie soprattutto per la sua luminosa testimonianza del Vangelo, che ci accompagna ormai da quasi 8 anni. Le sue parole, i suoi gesti ci stimolano costantemente a porci con tutto il popolo di Dio in uscita per chinarci sui dolori dell'umanità e adoperarci affinché nella casa comune tutti si guardino e si trattino come fratelli e sorelle. Siamo felici che proprio in questi giorni scorsi sia stata celebrata la prima giornata internazionale della fratellanza umana, stabilita dalle Nazioni Unite tenendo conto del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune che lei stesso, Santità, ha firmato con il grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019. Ringraziamo il Dicastero per i laici, la famiglia, la vita, per averci concesso di vivere questa assemblea generale in via telematica. È stata davvero un'esperienza straordinaria, senza precedenti. Ci sono stati dei partecipanti in Asia e in Oceania che sono andati a dormire oltre mezzanotte, alcuni nelle Americhe che si sono alzati prestissimo la mattina per partecipare ai lavori dell'Assemblea. Ognuna e ognuno era collegato da casa sua, ma così l'Assemblea è stata ancora di più espressione della realtà poliedrica dei popoli e delle culture che costituiscono il nostro movimento. Siamo diversi per età, per vocazioni, come anche vede qua tanti giovani, cristiani di varie chiese, c'era anche una rabbina ebrea, 2 musulmani, un buddista e persone di convinzioni non religiose. Tutti questi hanno partecipato all'assemblea. A riunirci e a guidarci è il carisma dell'unità di Chiara Lubich, che per il mondo di oggi appare più che mai vivo e attuale e alimenta in tutti noi la medesima passione per quel tutti uno che Gesù ha lasciato come testamento. L'Assemblea Generale è stata preceduta da una consultazione molto partecipata dalla grande famiglia dei focolari nel mondo. Sono emersi da questo cammino sinodale 4 filoni tematici in vista degli orientamenti del movimento per i prossimi 6 anni. Dico solo alcuni. Il grido dell'umanità di oggi, in particolare per quanto riguarda gli esclusi, l'ambiente, la famiglia e la pandemia,
la memoria viva e l'attualizzazione del carisma dell'unità, così come ci è stato consegnato da Chiara. Il nostro impegno in tutti gli ambienti e in tutti gli ambiti della Chiesa e della società. Il nostro cammino, anche abbiamo proprio guardato tanto a questo, il nostro cammino insieme alle nuove generazioni. A precedere i lavori sono stati 3 giorni di ritiro spirituale che ci hanno preparato alla mia elezione, all'elezione del copresidente Jesus Moran rieletto e a 11 consigliere e 11 consiglieri generali provenienti da 16 paesi di 4 continenti. Siamo qui, Santo Padre, con il cuore aperto, consci di quanto lei ci ha detto quando è venuta a visitarci a Loppiano nel maggio 2018. Voi siete agli inizi, un piccolo seme gettato nei solchi della storia che deve mettere radici robuste e portare frutti sostanziosi a servizio della missione di annuncio e incarnazione del Vangelo di Gesù. Voglia accogliere tramite noi l'affetto, tutto l'amore di tutte le persone del movimento dei focolari e la promessa forte della nostra preghiera e unità. Felici di ricevere la sua benedizione, accogliamo la sua parola per farla diventare vita in noi e nel nostro operare. Grazie, shukran, gracias, merci. Eminenze, cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi a conclusione della vostra Assemblea Generale, nella quale vi siete confrontati su tematiche importanti e avete scelto i nuovi responsabili. Ringrazio la Presidente uscente Maria Voci. Grazie Maria, è stata tanto brava e tanto umana, grazie. La neoeletta Margaret Carram, per le loro gentili parole e per aver avuto il ricordo di quella serata di preghiera per l'unità e la pace in Terra Santa col Presidente di Israele e col Presidente dello Stato di Palestina. Erano tempi di promessa, ma la promessa sempre c'è, ci vuole andare avanti e portare nel cuore la Terra Santa sempre, sempre.
E gli auguro a lei, così come ho detto a Maria, un grande grazie, auguro di cuore che va anche al copresidente e ai consiglieri. Sono contento che siano qui il cardinale Kevin Farrell e la signora Linda Ghisoni, la sottosegretaria. Saluto voi qui presenti e quanti sono collegati in streaming ed estendo il mio saluto a tutti i membri dell'Opera di Maria che voi rappresentate. Per incoraggiarvi nel vostro cammino desidero offrirvi alcune riflessioni che suddivido in 3 punti. Il dopo fondatrice, l'importanza della crisi, vivere la spiritualità con coerenza e realismo. I 3 punti. No? Il dopo fondatrice, l'importanza delle crisi, sono tante, e vivere la spiritualità con coerenza e realismo. Il dopo fondatrice, a 12 anni da quando Chiara Lubich è partita per il cielo, siete chiamati a superare il naturale smarrimento e anche il calo numerico per continuare ad essere espressione viva del carisma di fondazione. Esso richiede, lo sappiamo, una fedeltà dinamica, capace di interpretare i segni e i bisogni dei tempi e di rispondere alle nuove istanze che l'umanità pone. Ogni carisma è creativo, non è una statua di museo, no? È creativo, no? Si tratta di rimanere fedeli alla fonte originaria, sforzandosi di ripensarla e esprimerla in dialogo con le nuove situazioni sociali e culturali. Le radici ben fisse, ma l'albero cresce in dialogo con la realtà. Quest'opera di aggiornamento è tanto più fruttuosa quanto più viene realizzata armonizzando creatività, saggezza, sensibilità verso tutti e fedeltà alla Chiesa. La vostra spiritualità, caratterizzata dal dialogo e dall'apertura ai diversi contesti culturali, sociali e religiosi, può certamente favorire questo processo. L'apertura agli altri, chiunque essi siano, è sempre da coltivare. Il Vangelo è destinato a tutti, ma non come proselitismo, no. È destinato a tutti, è fermento di umanità nuova in ogni luogo e in ogni tempo. Questo atteggiamento di apertura e dialogo vi aiuterà a evitare ogni autoreferenzialità, che sempre è un peccato, è una tentazione, no? È quello di guardarsi allo specchio, no? È brutto quello. Soltanto per pettinarsi al mattino e niente di più. E questo evitare ogni autoreferenzialità che non viene mai dallo spirito buono. È quello che auspichiamo per tutta la Chiesa, guardarsi dal ripiegamento su se stessi, che induce a difendere sempre l'istituzione a scapito delle persone e che può portare anche a giustificare o a coprire forme di abuso. Con tanto dolore lo abbiamo vissuto, lo abbiamo scoperto in questi ultimi anni. L'autoreferenzialità impedisce di vedere errori e mancanze, frena il cammino, ostacola una verifica aperta dei procedimenti istituzionali e degli stili di governo. È meglio invece essere coraggiosi e affrontare con parresia e verità i problemi, seguendo sempre le indicazioni della Chiesa, che è madre, è vera madre, e rispondendo alle esigenze della giustizia e della carità. L'autocelebrazione
non rende un buon servizio al carisma, no. Piuttosto si tratta di accogliere ogni giorno con stupore. E non dimenticate dello stupore che indica la presenza di Dio sempre. Accogliere ogni giorno con stupore il dono gratuito che avete ricevuto, incontrando il vostro ideale di vita e, con l'aiuto di Dio, di cercare di corrispondervi con fede, umiltà e coraggio, come la Vergine Maria dopo l'Annunciazione. Il secondo tema che vorrei proporvi è quello dell'importanza delle crisi. Non si può vivere senza crisi, ma le crisi sono una benedizione. Anche nel piano naturale, le crisi del bambino, nella crescita fino all'età matura, sono importanti anche nella vita delle istituzioni. Ne ho parlato diffusamente nel recente discorso alla Curia Romana. C'è sempre la tentazione di trasformare la crisi in conflitto. Il conflitto è brutto, può diventare brutto, ti può dividere, ma la crisi è un'opportunità per crescere. Ogni crisi è una chiamata a una nuova maturità, è un tempo dello spirito che suscita l'esigenza di operare un aggiornamento senza scoraggiarsi davanti alla complessità umana e alle sue contraddizioni. Oggi si sottolinea molto l'importanza della resilienza di fronte alle difficoltà, cioè la capacità di affrontare positivamente, traendo da esse delle opportunità. Ogni crisi è un'opportunità da crescere. È compito di chi ricopre cariche di governo a tutti i livelli, principalmente a te, no? Adoperarsi per affrontare nel modo migliore, più costruttivo, le crisi comunitarie e organizzative. Invece, le crisi spirituali delle persone che coinvolgono l'intimità del singolo e la sfera della coscienza richiedono di essere affrontate prudentemente da chi non ricopre carichi di governo, ad ogni livello all'interno del movimento. E questa è una buona regola della Chiesa da sempre, dai monaci sempre, che vale non solo per i momenti di crisi delle persone, vale in generale per il loro accompagnamento del cammino spirituale. È quella saggia distinzione tra foro esterno e foro interno che l'esperienza e la tradizione della Chiesa ci insegna a essere indispensabili. Infatti la commistione tra ambito di governo e ambito della coscienza dà luogo agli abusi di potere e agli altri abusi dei quali siamo stati testimoni quando si è scoperta la pentola di questi problemi brutti. Infine il terzo punto, vivere la spiritualità con coerenza e realismo. Questo è la coerenza e il realismo. Ma questa persona è autorevole. Ma perché è autorevole? Perché è coerente. Tante volte diciamo questo. La meta ultima del vostro carisma coincide con l'intenzione che Gesù ha presentato al Padre nella sua ultima grande preghiera, che tutti siano una sola cosa, uniti, ben sapendo che essa è opera della grazia di Dio uno e trino. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anche essi in noi. Questo intento richiede un impegno e una duplice prospettiva, al di fuori del movimento e all'interno di esso. Per quanto riguarda l'agire all'esterno, vi incoraggio ad essere, e in questo la serva di Dio, Chiara Lubic, ha dato tanti esempi, testimoni di vicinanza con l'amore fraterno che supera ogni barriera e raggiunge
ogni condizione umana, superare le barriere, non avere paura. È la strada della prossimità fraterna, che trasmette la presenza del risorto agli uomini e alle donne del nostro tempo, a partire dai poveri, dagli ultimi, dagli scartati, lavorando insieme alle persone di buona volontà per promozione della giustizia e della pace. Non dimenticare che la vicinanza, la prossimità è stato il linguaggio più autentico di Dio. Pensiamo a quello che del Deuteronomio, quando il Signore disse: pensate, quale popolo ha avuto i suoi dei così vicini come voi avete me? Quello stile di Dio, di vicinanza, è andato avanti, avanti, avanti per arrivare alla grande vicinanza, quella essenziale, il Verbo fatto carne, Dio che si fa uno con noi. Non dimenticate, la vicinanza è lo stile di Dio, è il linguaggio più autentico, a mio parere. Circa l'impegno all'interno del movimento, vi esorto a promuovere sempre più la sinodalità, affinché tutti i membri, in quanto depositari dello stesso carisma, siano corresponsabili e partecipi della vita dell'Opera di Maria e dei suoi fini specifici. Chi ha la responsabilità del governo è chiamato a favorire e attuare una trasparente consultazione, non solo in seno agli organi direttivi, ma a tutti i livelli, in più di quella logica di comunione secondo la quale tutti possono mettere al servizio degli altri i propri doni, le proprie opinioni, nella verità con libertà. Cari fratelli e sorelle, ad imitazione di Chiara Lubich, rimanete sempre in ascolto del grido di abbandono di Cristo in croce, che manifesta la misura più alta dell'amore. La grazia che ne deriva è in grado di suscitare in noi, deboli e peccatori, risposte generose e a volte eroiche. È in grado di trasformare le sofferenze e persino le tragedie in fonte di luce e di speranza per l'umanità. In questo passare dalla morte alla vita si trova il cuore del cristianesimo e anche nel vostro carisma. Vi ringrazio tanto per la vostra gioiosa testimonianza al Vangelo che continuate a offrire alla Chiesa nel mondo. Gioiosa testimonianza. Si dice che i focolarini sorridono sempre sono col sorriso. E mi ricordo una volta che ho sentito parlare sulla ignoranza di Dio. E mi hanno detto: ma tu sai che Dio è ignorante? Ma ci sono 4 cose che Dio non può conoscere. Ma quali ne sono? Cosa pensano i gesuiti? Quanti soldi hanno i salesiani? Quante congregazioni di suore ci sono? E di che cosa sorridono i focolarini? Affido i vostri propositi e progetti di bene alla materna intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa, e di cuore vi benedico. E per favore non dimenticatevi di pregare per me, perché ne ho bisogno. Grazie. Domino Vobiscum, sin nomine benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Saluterò tutti perché per me è un piacere fare questo saluto più personale.